Mentre la Marmolada restituiva nuovi resti in Val di Fassa, arrivavano i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Il loro compito, affidato dalla Procura di Trento, eseguire indagini biologiche sul materiale genetico prelevato, compararlo poi con il DNA presente su altri oggetti delle persone ad oggi ancora disperse con quello dei parenti giunti a Canazei per ritrovarle. Sull'altro fronte, quello del monitoraggio del ghiacciaio sulla montagna, per rilevare altre condizioni di instabilità che potrebbero ulteriormente compromettere le ricerche, da ieri sono operativi radar usati a Rigopiano. Arrivati su richiesta della Protezione Civile Nazionale, questi strumenti altamente sofisticati sono già stati posizionati all'interno della massa di ghiaccio nella parte più alta, quella ritenuta ancora instabile. I 2 radar interferometri sono operativi da ieri, fino ad ora non hanno registrato movimenti. Da domani consentiranno la ripresa delle ricerche da terra, che si aggiungeranno al lavoro dei droni. Per i movimenti improvvisi invece è stato installato anche un radar Doppler. Restano interdetti all'accesso, se non al personale, i sentieri, che sono costantemente monitorati da Polizia Locale di Canazei e dal Corpo Forestale nel versante nord con la Forcella Marmolada. Il divieto interessa anche gli alpinisti che risalgono la parete sud-ovest. Per i trasgressori è pena la denuncia. Nelle foto diffuse in queste ore le primissime immagini della montagna poco dopo il crollo del Saracco, ripresa dall'obiettivo del soccorso alpino. E quando si fanno le operazioni, contestualmente a quello che è in termini di tempo la possibilità proprio di fare più cose insieme, si cerca anche di fare delle foto, di documentare quelli che sono tecnicamente definiti gli atti irripetibili, perché poi possono risultare importanti nelle fasi successive, in questo caso per il riconoscimento delle salme o appunto proprio per il riconoscimento delle persone che sono finite in ospedale. E proprio a bordo di Delta Eco è stato avvistato il corpo del paziente, poi tratto in salvo e ora ricoverato al Cafoncello di Treviso. Avevamo individuato dei 4 superstiti sopra la superficie della neve, del ghiaccio, e uno di questi era appunto quello di cui ci siamo occupati, il ragazzo che è stato poi intubato e portato a Treviso dall'equipaggio di Delta Eco. Intanto a Canazei, sabato, giorno in cui il vescovo di Vicenza e l'arcivescovo di Trento celebreranno una messa in ricordo delle vittime, sarà giorno di lutto cittadino. Bandiere listate a lutto e un momento di raccoglimento cui però non farà seguito il suono delle sirene. Oltre al rumore degli elicotteri che si levano in volo, ci sono le prime parole di una sopravvissuta a rompere il silenzio di queste ore. Ti amo, Tommaso, sempre e per sempre. Alessandra Camilli, 51enne di Schio, ora ricoverata a Trento, le ha affidate a Facebook per il suo Tommaso Carollo, una delle 4 vittime accertate. Sto malissimo ma sono viva, grazie a tutti di essermi vicino, si legge in un secondo messaggio.